l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Autotrasportatori esasperati perché per l'ennesima volta vedono inascoltate dal governo le loro richieste di regole e strumenti che consentano alle imprese di vivere e possibilmente di crescere. Manifestazioni di protesta si sono tenute in 18 città, da Torino a Trieste, da Trento a Catanzaro, passando per la capitale. Questa volta hanno deciso solo di alzare la voce, ma il prossimo atto potrebbe essere il fermo nazionale. È il primo atto della mobilitazione degli autotrasportatori di Unatras, che in tutta Italia hanno manifestato la loro protesta per i silenzi e l'indifferenza di un governo che, nonostante le promesse, non interviene su questioni di vitale importanza per la categoria, dalla determinazione mensile dei costi indicativi di esercizio alle iniziative contro la concorrenza sleale dei vettori esteri. In Veneto, per richiamare l'attenzione, hanno deciso di realizzare un'azione eclatante, ma che non incidesse sulla viabilità delle persone. Un auto articolato, addobbato con bandiere e striscioni, è stato caricato su una chiatta che l'ha condotto dal Tronchetto attraverso il canale della Giudecca fino al bacino di San Marco, dove ad attenderlo c'erano tra gli altri i presidenti della categoria trasporti delle associazioni provinciali di Confartigianato. È da anni che chiediamo una regolamentazione del trasporto, in particolare sull'albo dell'autotrasporto, che dobbiamo capire chi effettivamente è in regola e chi non è in regola, per avere anche una concorrenza leale nei confronti dei nostri partner e nei confronti anche dei nostri colleghi. In più c'è una problematica che riguarda il cabotaggio, perché è indubbio che i paesi che sono entrati nella Comunità Economica Europea, che hanno dei costi di trasporto più bassi derivanti dalle spese del personale, creano anche un problema per quanto riguarda una concorrenza a livello del nostro paese, proprio perché non ci sono regole. Non è che noi vogliamo eliminare questo tipo di collaborazione tra imprese italiane e imprese estere, però dobbiamo entrare in un circuito virtuoso. Sugli autotrasportatori pesano inoltre le mancate risposte sul fronte di norme e sanzioni per chi non rispetta i tempi di pagamento dei servizi di trasporto. Perché le imprese di trasporto hanno costi che sono a 30 giorni, sia quello del personale che i costi del gasolio delle imprese, e non possiamo sopportare dilazioni di pagamento che vanno oltre i 120-160 giorni. Altre richieste riguardano lo sblocco del rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e il pieno funzionamento delle motorizzazioni civili. È chiaro che se non riusciamo ad avere delle risposte concrete, certamente dovremo attivare situazioni molto più pesanti e al limite anche quelle del fermo dell'autotrasporto, perché effettivamente se non ci sono queste risposte rischiamo di scomparire